Storia internazionale della resistenza italiana a cura di Chiara Colombini e Carlo Grelli. All'interno di questo libro ci sono vari autori che hanno scritto, fra questi appunto il professor Acciai, che particolarmente stasera tratterà ovviamente dell'aspetto internazionale dell'antifascismo e dell'importanza dei reduci di Spagna, della guerra civile spagnola, per quanto riguarda tutte le resistenze europee. Facciamo una breve introduzione, con una breve biografia, breve, mi devo togliere gli occhiali perché non ho imparato a memoria, mi dispiace professore, e la leggo. Allora, Enrico Acciai è uno storico esperto di storia europea tra 800 e 900, con il particolare interesse per la storia del volontariato transnazionale in armi, quindi appunto della resistenza in epoca contemporanea, antifascismo e anarchismo. Attualmente è professore associato di storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione Società. Sì, io credevo che si chiamasse, non so perché si chiamasse tutte queste cose, Dipartimento di Storia dell'Università di Roma di Tor Vergata. E nel corso degli ultimi 15 anni Acciai ha lungamente collaborato con la rete degli istituti toscani, soprattutto a Livorno, Pistoia, Grosseto e Firenze. È stato membro del comitato scientifico, poi del consiglio direttivo dell'ISGREC, che è l'Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Nel triennio 2020-2023 è stato rappresentante della rete toscana nel direttivo dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza di Firenze. Dal 2021 membro del Consiglio di amministrazione, poi del Consiglio direttivo dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, di cui coordina la commissione didattica. Ok, allora, io ho citato prima, faccio una breve introduzione per poi lasciar parlare Enrico. Ti dico, devo dire a mia volta professore Acciai, no, Enrico, su proprio dell'aspetto dei reduci di Spagna. Ma nel libro Chiara Colombini e Carlo Greppi nella loro fanno un'introduzione che si intitola proprio Sconfinata Resistenza, e sconfinata è proprio nel significato letterale del termine, senza confini, perché purtroppo durante tutte le storiografie per molti anni si sono occupati solamente di trattare le dinamiche locali di ogni resistenza in Francia, in Spagna e in Italia, tralasciando o non prestando attenzione a quell'aspetto transnazionale, internazionale della lotta antifascista, e soprattutto non ponendo attenzione all'importanza della circolazione di tutti gli attori e delle pratiche di guerriglia, tra l'altro, proprio, che sono state così fondamentali, soprattutto nella resistenza italiana, nella lotta dell'antifascismo contro l'occupazione nazifascista. I Greppi e Colombini citano uno storico, Claudio Pavone, che dice: quando parliamo di resistenza e di lotta al fascismo, ci sono 4 piani di guerre in ogni nazione. Il primo piano, la guerra patriottica, poi una guerra civile, una guerra di classe, e all'ultimo piano c'è proprio questa guerra ideologica internazionale. È come se tutte le resistenze europee contro il fascismo fossero unite sotto un'unica bandiera, che in realtà però è una bandiera negata, perché non hanno mai avuto una bandiera comune. E ultimamente un altro storico partigiano italiano, Roberto Battaglia, nella sua storia della resistenza italiana, decide invece di introdurre un paragrafo dedicato proprio all'internazionalismo partigiano e patriottico, raccontando appunto il carattere cosmopolita della lotta partigiana in Italia. Ho letto nell'introduzione che qui in Italia a lottare contro il fascismo si trovarono tedeschi, incredibile, tedeschi,
austriaci, albanesi, cecoslovacchi, c'era un gruppo, una brigata di Sinti, di solo Sinti, una brigata di 54 ebrei e ovviamente i reduci di Spagna. Fanno notare ai Colombini e Gretti che la presenza di partigiani stranieri in Italia era la conseguenza diretta del conflitto mondiale, siamo in seconda guerra mondiale, proprio per la vocazione espansionista e imperialista del nazifascismo. Ma per lasciar parlare lui, perché ho già parlato troppo io, e ritorniamo, facciamo un passo indietro dalla seconda guerra mondiale, ritorniamo al 17-18 luglio del 1936. Spagna, levantamento militare, il golpe di Stato di Francisco Franco, attacco alla Seconda Repubblica e tutti la conosciamo come la guerra civile, ma in realtà, come fa notare Enrico, fin da subito questa guerra civile ha un carattere internazionale. Perché ce ne parli? Ce l'hai anche tu? Sono qui, ok, ed è comunità. Noi da mia università, siccome siamo un'università povera, ce ne abbiamo solo uno. Sì, non c'è. Mi sa l'unica cosa che sarà dubbia. No, vabbè, innanzitutto grazie mille per l'invito, per me è un grande piacere essere qui. Stasera poi parlare di questi temi, diciamo, ai quali ho dedicato un po' gli ultimi 5-6 anni di ricerca e che appunto in parte sono confluiti in questo volume collettaneo che finalmente prova appunto a squarciare, diciamo ad aprire un po' una riflessione su questa dimensione transnazionale e internazionale delle resistenze. Allora, partiamo appunto dal mio caso studio, diciamo, quelli che ho studiato io e le cose che ho studiato io. Allora, per capire tutta questa dimensione internazionale delle resistenze, per capire perché poi appunto diciamo a combattere nella resistenza italiana, ad esempio, ci furono si calcola tra i 15 e i 20.000 non italiani e diciamo quasi il doppio furono invece gli italiani che presero parte alla resistenza fuori dall'Italia. Ecco, avvicinati il microfono, mi avvicino, mi dice Flavio. Mi avvicino, scusate. Quindi diciamo sono numeri abbastanza importanti, cioè dei numeri diciamo rispetto ai numeri generali che rappresentano una minoranza, però una minoranza non tanto esigua. Ecco, dalla mia prospettiva, dai miei studi, quello che io ho capito è che per capire diciamo, questo termine al quello che si arriva, bisogna necessariamente fare un passo indietro di quasi 10 anni e partire dall'estate del 36. Nell'estate del 36 succede diciamo, una cosa particolare perché in Spagna innanzitutto dal 1931 c'era un sistema democratico repubblicano. Questo non è un dato banale, noi lo dobbiamo tenere ben presente perché noi se guardiamo il periodo tra le due guerre mondiali e guardiamo all'Europa diciamo una delle caratteristiche chiare diciamo incontrovertibile è che c'è una progressiva entrata in crisi dei sistemi democratici e una progressiva avanzata dei sistemi liberali o di tipo fascista. Nel 1931 in Spagna sembra che c'è diciamo, un cambio di passo, una dittatura lascia il posto a una nuova democrazia e quindi già le opinioni pubbliche internazionali cominciano a interessarsi di quello che sta succedendo in Spagna. In particolar modo, diciamo, quelli che vedono con preoccupazione l'espansione dei regimi fascista fino a quel momento e poi da lì a poco anche, diciamo, l'emersione del nazismo in Germania. Ecco, questa è una repubblica che ci sono vari tentativi per portarla giù nel corso di questi pochi anni di vita. Diciamo, quello definitivo è quello che si realizza nell'estate del 36, in quei giorni di luglio, quando sostanzialmente una parte dell'esercito tenta di fare un colpo di Stato per ribaltare la forma di governo, non ci riesce perché non tutto l'esercito aderisce a un colpo di Stato
e soprattutto in alcune grandi città c'è una forte risposta popolare al tentativo di colpo di Stato. Cioè la gente per strada si arma e costringe i militari a rimanere nelle caserme, neanche li lasciano uscire, nel caso di Barcellona, di Madrid. Fallisce il colpo di Stato, però scoppia una violenta guerra civile. Allora, le guerre civili sono dei conflitti di per sé, diciamo, interni. La guerra civile di Spagna assume subito un carattere internazionale, uno perché il contesto è quello che dicevo, di diciamo progressiva crisi dei sistemi democratici, progressiva, diciamo, un continente che sta diventando sempre più nero, un continente che è pieno di esodi, questo è un elemento importante. Molti di questi esodi sono italiani sono i primi, diciamo, a vivere l'esperienza dell'esilio, delle migrazioni forzate, perché sono i primi che vedono affermarsi un regime di tipo fascista del proprio paese. E infatti poi questo è strettamente legato agli italiani, poi saranno i primi ad accorrere in Spagna. Questi sono due elementi che sono tra di loro strettamente legati. Ecco, quella che è una guerra civile che sembra nascere, diciamo, per motivi interni, in realtà la storiografia più recente ha dimostrato ampiamente che dietro i tentativi insurrezionali di una parte dell'esercito spagnolo c'era stato un intervento chiaro del regime italiano sin dall'inizio, sin dal 1932. Mussolini non gli è mai andato bene che nell'area che riteneva, diciamo, di sua pertinenza, il Mediterraneo, ci fosse stato questo cambio di regime, da una dittatura si fosse passati a una democrazia. L'aveva sempre guardata con un certo, diciamo, odio la seconda Repubblica spagnola. La storiografia più recente, soprattutto spagnola, ha dimostrato che in realtà poi quello che ci mette il cash, i soldi per organizzare il colpo di Stato è Mussolini. Mussolini che poi interviene immediatamente, cioè interviene ma proprio per un dettaglio non banale. Diciamo, le migliori truppe dei militari insorti in Spagna, da cui poi dopo emergerà la figura di Francisco Franco, però all'inizio ancora non è lui il leader dei militari insorti, ci sono altre figure che poi Franco uno sembra un po' molto culo nella sua vita, quindi poi due si schiantano con l'aereo, quindi poi alla fine rimane solo lui, stiamo parlando di Franco. Le migliori truppe che hanno fatto il colpo di Stato sono le truppe coloniali spagnole. E dove stanno le truppe coloniali spagnole? Dove sta la legione straniera spagnola? Sta nel Marocco spagnolo. Però i militari insorti hanno un piccolo problema, che la marina invece è rimasta fedele alla Repubblica. Quindi tra il Marocco e la Spagna, per quanto lo stretto di Gibilterra sia stretto, c'è il mare. E quindi bisogna portarli di là. E quindi Mussolini dice: non vi preoccupate, ci penso io. Fa partire una decina di aerei da trasporto dalla Sardegna nei giorni in cui si sta facendo il colpo di Stato. Con tipica pressapochezza italiana, diciamo, 3 di questi aerei non avevano abbastanza benzina e quindi, diciamo, fanno un atterraggio di emergenza nel Marocco francese. Quindi l'opinione pubblica internazionale, quegli aerei poi saranno fondamentali per trasferire le truppe di Franco dal Marocco alla Spagna. Però a noi quello che ci interessa è questi 3 che atterrano in Francia. Questi 3 che atterrano, diciamo, nel Marocco francese dimostrano al mondo che c'è subito un intervento dei fascisti. Era chiaro che, diciamo, questi militari insorti non fossero dei sinceri democratici, però, diciamo, un'altra cosa è che le opinioni pubbliche internazionali capiscono da subito, da 2 o 3 giorni dopo che c'è stato il colpo di Stato, che i fascisti stanno aiutando i militari insorti. E questa è la scena. Questo fa, diciamo, è quello che spinge moltissimi a decidere
di andare in Spagna. La cosa interessante, quando noi pensiamo agli antifascisti in Spagna, noi pensiamo alle brigate internazionali. Le brigate internazionali, tra cui all'interno delle quali diciamo, passeranno tra i 30 e 40, tra i 35.000 e i 40.000 volontari provenienti da 53 nazioni differenti, quindi non stiamo parlando di numeri rilevanti, entreranno in conflitto, entreranno diciamo, in combattimento nel novembre di quell'anno, del 36, siamo nel luglio 16-17. E le brigate internazionali saranno ben organizzate. C'è tutto un sistema che farà in modo di far arrivare in Spagna chi ci vuole andare. Però noi, nell'estate del 36, quando ancora non ci sono le brigate internazionali, non si sa che ci saranno le brigate internazionali. I treni che arrivano a Barcellona da Parigi sono pieni di uomini e donne che accorrono in Catalogna e in Spagna per dare una mano. E il primo gruppo composto da soli antifascisti stranieri a combattere nella guerra civile spagnola sarà un gruppo di italiani. Un mese dopo lo scoppio della guerra civile, per le strade di Barcellona sfilerà la sezione internazionale, la sezione italiana della colonna Ascaso, era una colonna di anarchici che combatteva in Aragona, che era stata organizzata principalmente, era composta da 130-150 italiani, comandata da un repubblicano, Mario Angeloni, che morirà durante il primo scontro a fuoco, e organizzata principalmente da Giustizia e Libertà, quindi Carlo Rosselli, e gli anarchici. L'altro leader, organizzatore del gruppo era questo Camillo Berneri, che poi morirà durante i fatti di maggio, ucciso dagli stalinista a Barcellona. Però ecco, quello che volevo dire è che la Spagna diventa subito, ed è chiaro, soprattutto per gli antifascisti, ma per gli antifascisti che avevano già, erano già stati ampiamente bastonati dai propri fascismi, tra cui gli italiani, che è un conflitto che travalica a livello simbolico i confini della Spagna. Cioè è lì che si fa il gioco di quei tempi. E questo poi viene ancora confermato nel corso dei mesi successivi, quando poi Mussolini non si limiterà a mandare quegli aerei, ma invierà un vero e proprio corpo di spedizione, il corpo truppe volontarie, il CTV, che arriverà a contare tra i 70 e i 80.000 uomini. Gente che magari aveva appena fatto la guerra in Etiopia, perché passa da una guerra all'altra. Hitler manderà circa 20-30.000 uomini, la Legione Condor, bombardamento di Guernica, la Legione Condor, l'aviazione tedesca. L'Italia manda l'aviazione legionaria. Gli italiani bombardano, noi tutti parliamo di Guernica sempre, no? 3 giorni prima di Guernica, l'aviazione legionaria italiana aveva bombardato la cittadina di Durango, che sta sempre lì, nei Paesi Bassi, facendo decine di morti. Però Picasso ha deciso di fare il quadro su Guernica e non su Durango, e quindi poi questo ci torna bene, no? Fino a poi come italiani sempre i tedeschi, cattivi come i tedeschi non ce ne sono. Gli italiani, l'aviazione legionaria italiana, nella primavera del 38 fa una serie, per un paio di settimane, fa una serie di bombardamenti a tappeto sulla città di Barcellona, causando tra i 4 e i 5.000 morti. Però appunto, tornando alla guerra antifascista, questa forte presenza dei fascismi e dei fascisti in Spagna fa capire agli antifascisti che lì si gioca non solo il futuro della Spagna, ma si gioca anche il futuro della lotta ai fascismi in Europa. Rosselli, quando parla alla radio, lo dice chiaramente in un messaggio, no, che è rimasto nella storia. Oggi in Spagna, domani in Italia.
Rosselli non farà in tempo a vederlo perché poco dopo essere rientrato dalla Spagna verrà ucciso insieme al fratello poco fuori Parigi nel giugno del 1927. Però ecco, la guerra civile spagnola ha queste caratteristiche e soprattutto questi per darvi dei numeri, no? 35.000 sui 40.000 volontari in totale, compresi anche quelli che stanno fuori dalle brigate internazionali. Gli italiani stiamo parlando tra i 4 e i 4.500 volontari. Sono sostanzialmente in totale il secondo / terzo gruppo nazionale. Il primo gruppo nazionale è rappresentato dai tedeschi come numerosità, il secondo dai francesi, ma perché i francesi ce l'hanno 16. Il terzo sostanzialmente sono gli italiani e i polacchi. Ma c'erano anche i sovietici, no? Che si occupavano di insegnare la resistenza, sabotaggio e guerriglia. Perché dal punto di vista proprio tecnico di guerriglia tu dici che la Spagna, la guerra civile spagnola diventa un vero e proprio, c'erano campi, avevano aperto 6 campi di addestramento alla resistenza, quindi tutti questi stranieri, il percorso è questo, Belgio o Francia, partono, arrivano in Spagna, poi dalla Spagna, quando vedono che già non c'è più possibilità per la resistenza, alcuni vanno in Etiopia a insegnare le tattiche militari alla resistenza etiope, però mentre sono in Spagna, la Spagna diventa per i volontari un terreno di sperimentazione delle tattiche di guerriglia irregolare. E questo, giusto, ai sovietici? Sì, anche questo. Fammi ditelo quando verrà Santo Fede, perché da anni ho discusso con Santo Fede su questo, e lui dice no, ma la Spagna e le resistenze sono 2 cose diverse, perché la Spagna è una guerra regolare, cioè ci sono 2 eserciti che si affrontano, la resistenza è una guerra di guerriglia. In realtà quello appunto, grazie per la domanda, quello che ha dimostrato la storiografia più recente è che la Spagna è anche una grossissima scuola di guerra regolare, perché per un dato allora di sopravvivenza della Repubblica, per cui vanno a combattere questi volontari. Ora non mi sto a fare la storia della guerra civile spagnola, però com'è la storia della guerra civile spagnola? Alla fine vince Franco. Come vince Franco? Riconquistando tutto il territorio. Quindi quelli che si contrappongono a Franco, i repubblicani, vedono il proprio territorio erodersi costantemente. Quando te vedi il tuo territorio erodersi, cosa fai? Naturalmente organizzi delle missioni dietro le linee nemiche per infastidire i nemici. E questo viene fatto sistematicamente in Spagna. Viene fatto in particolar modo dai sovietici, perché appunto le grandi democrazie lasciano solo la Spagna repubblicana. I fascisti sostengono i militari insorti, chi rimane a sostenere la Spagna repubblicana a un certo punto interviene l'Unione Sovietica e il Messico. Ora il Messico dà un supporto così simpatico avere il sostegno del Messico, però il Messico non arriverà neanche un'arma. Quindi le armi e gli esperti arrivano. Se ti sento, simpatico. No, sì, poi dopo il Messico accoglierà tutti gli esuli spagnoli, quindi insomma c'è una tradizione di amicizia. Beh, gli argentini, tutti i nazisti tedeschi. Però dall'Unione Sovietica arrivano anche istruttori militari che insegnano a fare la guerra di guerriglia. Aprono delle scuole in cui in molti casi gli studenti migliori loro addestrano sia spagnoli che stranieri internazionali. Gli studenti migliori sono gli internazionali. Ci sono molti italiani che fanno queste scuole. Perché i sovietici sanno fare la guerra regolare? Perché l'avevano fatto al tempo della guerra civile. Questa è gente che si era formata al tempo della guerra civile, dopo la rivoluzione russa negli anni 20. È lì che inizia la tradizione di guerra regolare in Occidente. Era stata nell'Ottocento in Spagna, però un'altra cosa. E quindi questi qui addestrano migliaia di persone che poi dopo si troveranno a utilizzare queste competenze altrove. Allora non posso parlare di... Chi gli permesso? Vai pure, sì, certo.
No, pertanto va bene questa ora, non cambia. La punta di canne. Per farvi vedere appunto come in questo... Dove sono state fatte queste foto? Secondo voi? In Africa. In Africa. Questo signore ha cominciato qua, con la barba, qui su questa posa un po' da dandy, o là, diciamo, con questi calzoncini corti guardabili, è Ilio Valentini. Ilio Valentini... Mi hai tolto la domanda per... No, Beh, non importa, parla di Ilio Valentini, dai. no, scusa. No, sto scherzando. Ilio Valentini, durante la guerra civile spagnola, arriva ad essere anche il comandante del battaglione Garibaldi. Il battaglione Garibaldi è l'unità italiana delle brigate internazionali, quella che vince a Guadalajara nel 1937. Però queste foto appunto non sono in Spagna, queste foto sono in Etiopia, subito dopo la fine della guerra di Spagna, perché Ilio Valentini fa parte di una missione organizzata dai servizi segreti francesi e inglesi, che hanno guardato con interesse, pur non intervenendo i francesi e gli inglesi in Spagna, hanno sempre guardato con interesse quello che si faceva e hanno guardato con interesse il fatto che avevano addestrato diverse migliaia, centinaia di persone alla guerra regolare. Quindi vanno dal Partito Comunista Italiano e gli fanno, scusate, tra i vostri chi sono quelli che si sono distinti in queste scuole, che hanno imparato maggiormente bene. Tra questi c'è Ilio Valentini, che insieme a Bruno Rolla e Antonio Guzmán, che sono altri due giudici di Spagna, vengono presi dai servizi segreti francesi e con l'aiuto dei servizi segreti inglesi e una lettera dell'imperatore Selassie, l'imperatore etiope che era in esilio in Inghilterra, entrano illegalmente nel sud dell'Etiopia e si mettono ad addestrare i resistenti locali. Uno dice ok, sì, sono 3, quindi non hanno avuto un grande impatto. Se appunto, poi appunto mi sembra che lo utilizzo anche lì nel pezzo che ho fatto. Dice ok, per vedere l'impatto che questi hanno avuto o meno sull'organizzazione della resistenza, andiamo a vedere cosa dicevano le forze di occupazione, cioè i fascisti che stavano in Etiopia. I fascisti che stanno in Etiopia, le forze di occupazione, a un certo punto, nella seconda metà del 1939, quindi 4-5 mesi dopo che questi tre sono arrivati, iniziano a dire, ma strano, qui la resistenza si è organizzata abbastanza bene, riescono a fare delle bombe a mano artigianali che non riuscivano a fare fino a 6 mesi fa, usano delle tattiche di guerra di guerriglia che non conoscevano fino a 6 mesi fa. Evidentemente la missione aveva avuto un certo successo. Questo per farvi capire come già da quando finisce la guerra di Spagna, questa è gente che sa che si dovrà continuare a combattere il fascismo e lo si potrà combattere ovunque, anche in Africa. Allora, quindi no, semplicemente poi ne parleremo dopo anche di Ilio Valentini. Noi faccio le domande seguendo l'aspetto cronologico, quindi siamo arrivati all'inizio del 39. Chi dalla Francia, dal Belgio, come anche Valentini, è andato in Spagna si rende conto che ormai è inutile rimanere in Spagna, alcuni vanno in Etiopia, ma altri che cercano di uscire, di entrare in Italia, vengono rinchiusi in campi di internamento in Francia, tipo quello di Bourg o Vernet, che sono sotto il Paese Basco. Una grande idea di chiudere tutti i guerriglieri resistenti della resistenza tutti negli stessi campi, perché quindi questi campi di prigionia diventano delle palestre praticamente continuano ad allenarsi per la resistenza. Per esempio, tu dici che nel campo di Bourg c'erano 1000 polacchi, più di 800 tedeschi,
più di 800 italiani, 500 austriaci e 300 portoghesi. Si riuniscono, tutti avevano già combattuto in Spagna, tutti erano reduci di Spagna, quindi nella storiografia delle resistenze europee anche il fatto che siano stati rinchiusi, questo internamento nel campo di Gurs diventa cruciale per l'apprendimento delle tattiche di guerriglia della resistenza che poi da là verranno in Italia. Hai qualche foto, qualche aneddoto di loro, cosa facevano durante, non si accorgevano che si allenavano alla guerriglia? Cioè non è che si allenassero proprio alla guerriglia, potete vedere cosa facevano, perché, appunto perché quando appunto facendo un passo indietro a un certo punto il governo spagnolo nel settembre del 1938 decide di smantellare le brigate internazionali perché sperano che la controparte decida di fare altrettanto, cioè che decida di rinunciare agli stranieri che li stavano aiutando, quindi alle armate fasciste e naziste. I fascisti e nazisti dicono sì, ok, facciamo un accordo, poi non se ne fa di nulla, cioè il governo repubblicano rinuncia agli internazionali che abbandonano i fronti, mentre dall'altra parte gli italiani combatteranno ovviamente fino all'ultimo giorno, i fascisti italiani nella guerra di Spagna. Allora, cosa succede a chi aveva deciso di andare in Spagna? Ci sono due tipologie. Se te venivi da un paese democratico, potevi tornare nel tuo paese democratico, almeno che non fosse l'Olanda. Gli unici che hanno dei problemi sono gli olandesi, perché in Olanda ancora oggi, se tu servi in un esercito straniero, perdi la cittadinanza. Quindi i volontari olandesi tornano e sono degli apolidi. Poi dopo l'Olanda verrà invasa dai nazisti, vi faccio immaginare com'è facile la vita di un apolide antifascista in una città occupata dai nazisti. Infatti finiscono tutti nei campi internazionali. Però, a parte il caso olandese, se tu venivi da un paese democratico, rientravi, diciamo, nel tuo paese ed eri celebrato dalla tua comunità politica. Inglesi, statunitensi, vengono celebrati come degli eroi dai propri, diciamo, da chi la pensava per loro. E la cosa un po' più complicata per chi veniva dai paesi fascisti e soprattutto che venivano da una condizione di esilio precedente, che molto spesso era un esilio irregolare, erano migranti irregolari, non avevano le carte in regola. Quindi questi rimangono bloccati in Spagna fino alla fine della guerra, gli italiani, e alla fine della guerra, quando c'è il crollo della Catalogna, soprattutto nel febbraio del 1939, si riversano in Francia. Quello è il più grosso passaggio di popolazione che c'è stato nella storia europea fino ad oggi. In 3-4 giorni dalla Catalogna passano in Francia tra gli 800.000 e 1 milione di persone che scappano perché sanno che stanno arrivando i franchisti che la vogliono far pagare a tutti quelli che erano stati con la Repubblica. Quindi c'è l'esercito sbandato, ci sono famiglie e ci sono anche questi ex volontari internazionali. Le autorità francesi devono capire come gestire lì. Però li addocchiano subito questi internazionali, li prendono e li mettono tutti in un campo, il campo di Gurs, che è una località abbastanza isolata nel nord del confine franco-spagnolo, diciamo all'altezza dei Paesi Baschi, però dalla parte della Francia, dicendo ok, noi li prendiamo, li mettiamo lì, questi stanno isolati, mettono la legione, tutti insieme, però mettono la legione straniera francese a controllare che non scappino e però poi li lasciano fare. E questo è uno dei più grandi errori, diciamo. Ora è vero che il governo francese era un governo ancora democratico, insomma, quello deve sapere, era un governo conservatore, però ancora democratico. Perché questi non è che stanno lì a giocare a calcio. Questi nel campo di Gurs
Qui avete due foto degli italiani nel campo di Gouin. Sì, perché a un certo punto fanno una gara scultoree diversi gruppi nazionali che vincono gli italiani perché fanno questo busto alto 3 metri di Garibaldi, fatto con il fango che avevano. Però diciamo non fanno solo attività culturali di questo tipo, ma si mantengono, questi sono tutti documenti che ho scaricato, una piccola incursione sull'attualità. I documenti delle brigate internazionali in Spagna fanno parte dei fondi del Comiter che stanno a Mosca. Sono tutti digitalizzati, tutti disponibili online. Lo erano fino a 6 mesi fa, quando il governo russo ha deciso di tirare su tutti questi documenti, e quindi quello che si è scaricato, ce l'abbiamo con i ricercatori, però questi documenti per ora non sono più accessibili. Però appunto, questi si mantengono in forma, fanno continua attività fisica, ma soprattutto la cosa più interessante, costituiscono, e questo lo dicono diciamo, le fonti dei sorveglianti francesi che riguardano, e lo dicono anche le fonti interne al campo, una vera e propria università del campo. Si mettono a studiare. Qui avete diciamo, il programma dei volontari tedeschi, no? Lunedì mattina dalle 8:30 alle 9:30 nulla, però ad esempio il pomeriggio del lunedì studiavano storia. Poi il pomeriggio del martedì c'era un corso di tedesco che loro tenevano per insegnare il tedesco a quelli che il tedesco non lo sapevano. Cioè questi si mantengono in forma e studiano, imparano meglio le lingue, fanno amicizia tra di loro, perché quando erano stati in Spagna erano stati divisi per gruppi nazionali, gli italiani nel battaglione Garibaldi, i tedeschi nel battaglione Talman, i polacchi nella Dąbrowski. Invece qui si conoscono tra di loro, imparano le lingue dell'altro, imparano a fidarsi anche degli altri gruppi nazionali. Questo poi avrà un peso molto forte quando scoppierà la seconda guerra mondiale, quando scoppieranno le resistenze. Vai. Visto che siamo arrivati allo scoppio della seconda guerra mondiale, io non so, tu adesso hai accennato ai due gruppi, però non so se ti riferisci a questo. I reduci italiani cercano di scappare dai campi di Muro e di Vernet, e tu nel libro dici che questi uomini si possono essere divisi in 2 tipi di categorie. Sono le categorie di cui parlavi prima, è un'altra, infatti volevo che spiegassi, perché se poi qualcuno è interessato per il libro, perché questo è dopo, sì. È scoppiata la seconda guerra mondiale, loro sono i reduci di Spagna, che però sono di varie nazioni. Qui parliamo dei reduci di Spagna italiani che cercano di rientrare in Italia, cercano di scappare, e Enrico li divide in 2 tipologie. Spieghi per favore. Sì, esattamente. Allora, queste 2 tipologie, appunto, quando si sta nei campi, ok, va bene, cioè si fa tutte queste attività, però la gente tenta continuamente di scappare. E la legione straniera francese sì, però a un certo punto, ad esempio, la legione straniera francese dice mette delle unità senegalesi a sorvegliare i campi, che a quanto pare quando arrivano i senegalesi diventa molto semplice fuggire, perché cosa gliene fregava a un militare senegalese nel nord, cioè nei Pirenei, a stare lì a guardare che questi non uscissero dai campi, anche giustamente. E quindi sostanzialmente poi a un certo punto, quando anche diciamo il controllo si fa un po' più rilassato, molti riescono a scappare, entrando in clandestinità, perché naturalmente sono di nuovo
dei migranti irregolari, quindi scappano, ci sono tutti dei network fuori fatti da coloro che non stanno nei campi che li aiutano a scappare e a entrare in clandestinità. Però sostanzialmente noi italiani possiamo dividere in due gruppi, quelli che riescono a scappare in tempo e quelli che non riescono a scappare in tempo. Quelli che non riescono a scappare in tempo sono quelli che stanno ancora nel campo quando nell'estate, nella primavera del 1940 cade la Francia. Questi campi finiscono sotto la giurisdizione delle truppe di occupazioni naziste. Arrivano i nazisti al campo o arrivano le autorità di Vichy, altri, sostanzialmente mettono questi che stanno ancora dentro di fronte a due scelte. Immaginatevi, no? Dice, ok, noi ti offriamo due possibilità. Questo campo ci serve per altro, perché quei campi poi serviranno per l'internamento degli ebrei, per esempio. Sono gli stessi campi che il governo di Vichy o i nazisti, dipendendo da dove nella Francia, utilizzeranno per la persecuzione razziale. Hanno i campi già costruiti, no? Poi li riutilizzano. Quindi questi campi ci servono per altro. Noi vi offriamo due opzioni. Uno, vi portiamo a Mauthausen, dove mettiamo i nostri oppositori politici tedeschi. Naturalmente ai tedeschi non fanno questa offerta. I tedeschi che sono ancora dentro, tutti a Mauthausen, direttamente. Due, vi restituiamo alle autorità del nostro paese, quindi all'Italia fascista. Ora, nessuno degli italiani sceglie di andare a Mauthausen, naturalmente. E quindi dove finiscono? Sostanzialmente questi li portano in dei convogli abbastanza grossi al confine a Ventimiglia e le autorità italiane li prendono e li spediscono al confine di polizia, tra cui a Ventotene, che oggi è nota, e dopo ne parliamo alla fine di Ventotene. Oggi tutti sappiamo che cos'è Ventotene. Quindi, come dici, siamo già scoppiata la seconda guerra mondiale e alcuni vanno al confine a Ventotene, che diventa un'altra palestra di addestramento alla guerriglia, perché ci vanno tutti quelli reduci di Spagna che avevano combattuto, li mettono lì al confine con lo stesso principio di rimetterli tutti insieme nei campi di Gurs, ma ottengono che si organizzino meglio. E altri invece vengono, come Ilio Barontini viene richiamato dal Partito Comunista Italiano, quindi dall'Etiopia ritorna in Italia, e tu citi anche Marino Mazzetti. C'è un motivo particolare per cui, va bene, Ilio Barontini scrive una lettera in Italia spiegando la resistenza in Spagna, come combattono le tecniche, perché citi loro particolarmente Mazzetti e Barontini, avevano come tra i vari reduci di Spagna? Allora, loro perché sono due, diciamo, poi magari ritorno un attimo anche sul conflitto, perché sì, ma c'è anche una domanda sul conflitto. No, allora, perché appunto figure come Barontini o Mazzetti, questa gente, appunto Barontini, prima poi di tornare in Italia, in realtà lui, diciamo, in Etiopia, a un certo punto, l'abbiamo lasciato in Etiopia, no? Lui arriva all'inizio del 1939 in Etiopia e ci sta fino praticamente lui scopre che è scoppiata la seconda guerra mondiale nel dicembre del 39, gennaio del 40. Scopre 6 mesi dopo, no, 4-5 mesi dopo è iniziata la seconda guerra mondiale. Quindi a quel punto mi dice: ciao, secondo me io, quanto comunista, rivoluzionario di professione, sono più utile al mio partito in Europa. E quindi lui e gli altri due decidono di tornare in Europa. Sarà un viaggio abbastanza avventuroso, perché è un viaggio nel Mediterraneo, nel momento in cui il Mediterraneo sta entrando nella seconda guerra mondiale, quindi ci vorrà un po'. Però appunto loro tornano in Francia
e si mettono a disposizione del partito. In Francia, diciamo, ancora prima, cioè bisogno di un'altra premessa, perché stiamo parlando di comunisti in molti casi, c'era stato anche il patto Molotov-Ribbentrop. Quindi in teoria fino al 41, fino all'operazione Barbarossa, quando salta, i comunisti non organizzano la resistenza. Però in realtà cominciano ad organizzare qualcosa, nonostante diciamo, le linee ufficiali del Partito Comunista Sovietico fossero quelle di finché c'è il patto Molotov-Ribbentrop noi non disturbiamo gli occupanti tedeschi. In realtà ci si comincia ad organizzare ed è molto interessante che sono molti di questi reduci di Spagna e molti italiani tra i primi organizzatori della resistenza in Francia. Sia Barottini che Mazzetti sono due figure che sono fondamentali per capire la nascita della resistenza a Parigi, per esempio. Oppure un'altra zona dove ci sono tantissimi italiani è l'area di Marsiglia, l'area vicina al confine con l'Italia, perché a un certo punto il Partito Comunista d'Italia inizia ad avvicinarli verso le zone di confine e a portarli sempre attivi all'interno della resistenza francese, però più vicini al confine con l'Italia. Però Barontini, ad esempio, sarà fondamentale per l'organizzazione della resistenza nell'area di Marsiglia, perché lui ormai ha acquisito delle competenze, lui è diventato un istruttore e insegna ai giovani, anche ai giovani francesi, come costruire una bomba a mano in maniera artigianale, come fare determinate azioni, come fare determinati assalti. Però diciamo è un caso che va moltiplicato per decine nel caso degli italiani e se guardiamo oltre agli italiani per centinaia. Diciamo tutta questa attenzione storiografica su questo fenomeno è nata 13-14 anni fa, quando uno storico inglese che si chiama Robert Gildia, che era professore di storia della Francia a Oxford, lui, una casa editrice inglese, gli commissiona un nuovo studio sulla resistenza francese e lui, diciamo, affronta il tema laicamente, diciamo non da francese, quindi non con dei bias, con dei preconcetti, e lui quello che scopre da subito è che la resistenza, così come se la raccontavano i francesi e se la raccontano i francesi, è molto diversa dalla resistenza vera, perché quella resistenza vera è piena di stranieri per i quali non c'era stato spazio nel pantheon resistenziale francese. Quindi è lui poi che un paio di anni dopo mette su un gruppo di ricerca a Oxford, di cui appunto ho avuto il privilegio di far parte anch'io per il caso dell'Italia, che dicendo proviamo a studiare questi combattenti transnazionali. E poi diciamo da questi studi hanno preso anche spunto sia Chiara e Carlo per mettere su questo gruppo di ricerca che ha lavorato sul caso italiano, perché anche l'Italia. Però insomma le resistenze europee sono piene di stranieri. Sono piene di stranieri e anche quelle italiane. Sono stranieri che sono rimasti ai margini. Perché? Perché poi la resistenza è stato un mito fondatore delle democrazie occidentali dopo il 1945. Però doveva essere una resistenza nazionale, non ci poteva essere spazio per gli stranieri. Allora, questa è una cosa positiva, non è che dire sia una cosa negativa che la resistenza è stato l'elemento, diciamo, su cui si è costruito, diciamo, la democrazia italiana. Anzi. Però c'è qualche elemento che è rimasto fuori, tra cui questa grossa presenza di stranieri in tutte le resistenze europee, in particolar modo in quella francese. Parliamo di Ventotene. Allora,
riassumo un momento, ci sono questi reduci di Spagna che riescono ad Posso far vedere una cosa prima di questo? Certo. No, così vi faccio vedere. Per spiegarvi nella pratica questa cosa. Allora, scusate, sono un po' così sempre io. Questo Giusto. questo che si lega a questa cosa che stavo dicendo. Questo è un manifesto che appare per le strade di Parigi nel febbraio del 1944, con cui gli occupanti tedeschi danno notizia di aver smantellato e di aver passato per le armi uno dei principali gruppi della resistenza in città. E c'è appunto c'è una domanda retorica. Sono questi dei liberatori? Cosa ci vuol dire questo manifesto? No che non lo sono, ma perché non lo sono? Perché ora si vede piccolo, non lo potete vedere da lì. Però diciamo a ogni foto, queste foto sono state fatte prima di fucilarli. Quando questo manifesto viene reso pubblico, sono già stati tutti fucilati. Sopra ognuna delle foto c'è una piccola didascalia che ci dice il nome o il nome di battaglia del fucilato e ci dice soprattutto la nazionalità. Non ce n'è uno francese. Il leader del gruppo è Manouchian, un comunista francese che è, diciamo, uno degli grandi animatori della resistenza in Francia, il suo corpo è stato, diciamo, portato al Pantheon dei resistenti la primavera scorsa, nel 2024. C'è un italiano, c'è un polacco, questi sono praticamente tutti reduci di Spagna, gente che si era conosciuta al campo di Gulu, che però viene utilizzata propagandisticamente dall'occupante nazista per dire questa non sono i nostri liberatori, sono degli agenti stranieri. Terroristi. Sono dei terroristi stranieri. Esattamente. Vado? Sì. Ok. Allora, alcuni riescono ad arrivare in Italia e organizzano le IGAP, che sono i IGAP, sabotatori sulla base degli FTP in Francia, iniziano a curare l'aspetto organizzativo delle prime brigate partigiane e altri vengono confinati, vengono portati al confine a Ventotene. E qui si ripete la stessa esperienza, come ho detto prima, dei campi di Gour e Vernet in Francia. Nella parte che hai curato del libro mi ha affascinato molto perché tu dici, proprio nell'aspetto internazionale, che avviene nel campo di Ventotene un dialogo fra due generazioni di oppositori di antifascismo, quelli precedenti e questi nuovi che arrivano. In che cosa si differenziavano, se si differenziavano queste due generazioni di antifascisti? Cosa c'era di nuovo? Perché sottolinei appunto queste due nuove generazioni? Sì, allora, quello che succede al confine, appunto, è interessante perché molti di questi che erano stati in Spagna era gente che mancava dall'Italia da magari quasi un ventennio, 15, 10 anni, gente che erano magari figli di esuli antifascisti e non erano mai stati in Italia, come il caso celebre di Giovanni Pesce. Giovanni Pesce poi sarà una figura centrale della resistenza a Milano, dei GAP, dei gruppi di azione patriottica, sono queste unità, diciamo, dediche alla guerra di guerriglia durante la resistenza. Lui era, sì, cioè lui era italiano, però era italiano nato e cresciuto in Belgio. Non so se era nato o se n'era andato quando aveva, insomma, però parlava all'epoca italiano con l'accento francese. Mentre al confino ci sono gli antifascisti italiani di lungo corso, quelli che non se ne sono andati e non se ne sono potuti andare.
E questi due antifascismi sono molto diversi. Sono due antifascismi molto diversi che non si erano mai parlati, o raramente, perché una volta che qualcuno se ne andava, raramente riusciva a tornare in Italia. Quindi sono due generazioni diverse. Quelli che sono stati in Spagna generalmente sono un po' più giovani, mentre al confino trovano una generazione precedente. E sono due generazioni che nelle località di confino, Ventotene, Ponza, Lipari, iniziano a parlare intensamente perché chi è stato fuori vuole sapere dell'Italia e chi è stato in Italia vuole sapere dell'antifascismo fuori. Ma soprattutto chi è stato in Italia vuole sapere da quelli che hanno combattuto in Spagna come si combatte, cosa vuol dire combattere il fascismo, perché loro non avevano mai avuto occasione di combattere. Ed è, diciamo, interessante, ad esempio, leggere le memorie appunto di Giovanni Pesce, che era abbastanza giovane quando arrivava in Italia. Lui aveva una ventina d'anni, perché aveva 17 quando era andato in Spagna, e lui dice: io questi li vedevo come degli dei, no? Però questi mi prendono e sono loro che vogliono sapere da me, sono loro che mi chiedono cosa abbiamo fatto in Spagna, che mi chiedono quello che è successo a Guadalajara. Racconta di questo suo incontro con Eugenio Buie, che c'era un antifascista, diciamo di quelli interni al paese, che poi appunto però morirà durante la resistenza combattendo, che proprio gli racconta proprio, che gli chiede di raccontargli come si fa a combattere, cosa vuol dire combattere. E diciamo questa contaminazione tra l'antifascismo dell'esilio e l'antifascismo italiano si genera in questi mesi che questi passano a Ventotene, prima o poi che dopo l'8 settembre inizi la resistenza. Io devo fare una parentesi, come al tuo intervento nel libro, come mi ha ricordato il professor Daniele Ceschin, che stasera non c'è, perché trovandoci nel Veneto, tra i reduci di Spagna c'erano due veneti come Marino Zanella ed Erminio Ferretto. Loro fanno lo stesso percorso di questi reduci di Spagna di cui ha parlato Enrico. Marino Zanella, che era di Pieve di Soligo, lui viveva in Belgio, faceva il minatore, in Spagna scoppia la guerra civile e parte e si unisce alla brigata Garibaldi e inizia a combattere a Barcellona. Poi viene richiamato dopo, cade la Francia, poi ritorna in Belgio. Nel 1943 il Partito Comunista Italiano lo chiama e lo incarica di organizzare le bande partigiane proprio qui in Veneto, nel Trevigiano, dove purtroppo però muore fucilato dai nazisti. Un altro importante partigiano veneto, reduce di Spagna anche lui, è Erminio Ferretto, antifascista militante. Lui è uno di questi reduci di Spagna che dopo essere stato in Spagna viene confinato a Ventotene e la storiografia dice che appunto la definisce una palestra di antifascismo. Arriva in Italia Ferretto e si occupa di organizzare le bande partigiane proprio nelle zone del Bellunese, dell'Alto Trevigiano, combatte a Valdobbiadene, a Vittorio Veneto, Roncade, è tutto qua vicino. Quarto d'Altino e Mestre, dove purtroppo poi viene ucciso in un'imboscata dalle camicie nere. Era doveroso, anche perché me l'ha fatto notare Daniele, visto che siamo nel Veneto, citare questi nostri due partigiani che furono reduci di Spagna e impararono a Ventotene e in Spagna proprio le tecniche di guerriglia. Siamo arrivati al 42-43, 8 settembre citato prima. Cosa succede? Che il Gran Consiglio del Fascismo qui in Italia mette in minoranza Mussolini. C'è tutta l'esperienza della Repubblica di Salò, di cui si parlerà in un altro incontro,
e è il momento della nascita, della vera e propria nascita delle formazioni patriottiche. Tu Enrico dici che è il momento cruciale in cui i militanti devono recuperare l'eredità della guerra civile di Spagna. Citi lo storico Claudio Pavone, che sottolinea questo prestigio, già l'abbiamo detto più volte, l'hai già citato, che godevano di questo prestigio. Io quando ho letto mi è sembrato un po', non so se il paragone un po' azzardato, parlavamo prima, entrambi abbiamo fatto, a differenza di 20 anni, mi sa, l'Erasmus in Spagna, e questo senso, questa prima... 15, va? E questo primo sentimento europeista, dove questi giovani che non erano mai usciti dall'Italia, non erano andati a fare l'Erasmus, erano andati a combattere, ok? Scusate il paragone, però si ritrovano, parlano e tu parli di proprio un prototipo di leader partigiano e richiami questo sentimento che non c'è più ripetuto, di tradizione classica dell'Ottocento, dell'internazionalismo operaio e socialista. Descrivici questo leader partigiano, un prototipo. Allora, come doveva essere, che il valore, l'onore. Allora, più che valore, l'onore, quando si deve iniziare, si organizza la resistenza e si inizia a organizzare la resistenza sul territorio, non solo il Partito Comunista, tutti i partiti del CLN, perché poi in Spagna non c'erano solo i comunisti, insomma una peculiarità rispetto ai volontari italiani in Spagna, che c'è una varietà di appartenenze politiche impressionante, diciamo. Io che ho studiato per la mia tesi di dottorato quel primo gruppo che vi raccontavo, quei 130 che partono, che vanno a combattere con gli anarchici in Aragona, tra di loro c'era un tipo che nel secondo dopoguerra finirà a fare il consigliere comunale della Democrazia Cristiana a Scancicino, un paese poco fuori Firenze, e che nel 1936 scrive a Don Luigi Sturzo, perché lui è un membro del Partito Popolare Italiano, scrive a Don Luigi Sturzo dicendo: io vorrei andare a combattere in Spagna, però in questo momento vorrei andare solo a combattere insieme all'interno di una colonna di anarchici. Che faccio? Vado o non ci vado? Anarchici in quel momento stavano anche bruciando diverse chiese in quella zona, e Sturzo dice vai, e lui va e diventa il comandante di una, diciamo, delle unità in cui si divide il gruppo. Quindi lui arriva a questo Torino Orlandini, arriva a comandare un gruppo di anarchici all'interno di una colonna di anarchici in Aragona durante la guerra civile spagnola. E questo poi lui, questo stesso Torino Landini, sarà un protagonista centrale della resistenza tra Firenze e Mugello. Ecco, quello che voglio dire è che gran parte dei partiti antifascisti hanno questa generazione che si è addestrata, che ha appena combattuto in Spagna, e quindi si decide di prendere a piene mani tra questi, di affidare a loro, in molti casi, l'organizzazione delle prime bande partigiane, o non delle prime, diciamo, le prime generalmente partono dal basso, ci si raduna, poi però quando c'è bisogno di organizzarle, io appunto parlo del contesto anche rispetto alla resistenza che conosco di più, che è quello toscano, fiorentino, perché non so se si è capito, insegna a Roma Tor Vergata, però forse prima ha tradito che non sono... Un pochino dall'accento, un pochino. Mi sono lasciati. Per esempio,
c'è stata una serie di studi recenti sulla resistenza in Toscana che hanno fatto vedere come c'è una prima fase più caotica in cui le bande nascono e muoiono, e poi dopo a un certo punto i partiti del CLN intervengono organizzando, e quando c'è bisogno di organizzare molto spesso quelli che si mettono ad organizzare sono i reduci di Spagna, perché hanno combattuto, perché hanno fatto parte di un esercito, perché sanno che cosa vuol dire quel tipo di lotta. E poi c'è anche, questa aura quasi mitica nel loro animo, e che emerge comunque. Io appunto, come dico spesso ai miei studenti quando parlo di resistenza così, gli dico: non leggete i libri di storia, andate a leggere i romanzi sulla resistenza, andate a leggere i piccoli maestri. Nei piccoli maestri si racconta quando a un certo punto appare questo uomo a cavallo anziano che è descritto quasi un Garibaldi, che ha quest'aura quasi mitica, perché lui ha fatto la guerra di Spagna, e per loro, per i giovani, è un punto di riferimento, ed è una sorta di mito intoccabile. E così ovunque, cioè nel senso, cos'è la resistenza in gran parte in Italia? È andare a combattere in un arco, diciamo, di 15-20 km rispetto a un paese o la città da cui si è nato, e da cui magari non ci si è mai allontanato. Avere questi reduci di Spagna al proprio fianco, che ti raccontano quella che è stata la guerra di Spagna, avere accanto dei partigiani non italiani, dà a questi giovani, che sono la stragrande maggioranza dei resistenti, la sensazione di far parte di una lotta più grande, di una lotta che è geograficamente più grande, che non riguarda solo l'Italia, che non riguarda solo la loro valle, che non riguarda solo la loro provincia. Perché il senso di isolamento all'interno soprattutto delle valle e delle montagne è forte. Cosa sai di cosa sta succedendo a 400 km di distanza? Però evidentemente se c'è qualcuno che ti racconta una storia e che ti testimonia una storia che è geograficamente più grande, perché magari c'è un ex prigioniero inglese, c'è un ex prigioniero albanese, un jugoslavo nella tua banda, e poi c'è qualcuno che ha fatto la guerra di Spagna e quindi è anche temporalmente più lunga, quello consente di dare un significato più alto a una lotta che poi in realtà è molto locale. In questo senso la guerra di Spagna è importante poi per capire la resistenza e per capire come vivono molti giovani all'interno delle bande. Mi è venuto in mente quando prima dicevi che è una banda che non ti avevo detto, quando hai parlato che la resistenza italiana, c'era il Partito Comunista Italiano che di fondo spingeva questi militanti, mentre in Spagna erano diversi partiti, però poi quando siamo arrivate alle democrazie nazionali è rimasta la componente nazionalista, giusto? Però se ci pensi, insegnando diritto, quando c'è il referendum e l'assemblea costituente si costituisce, è stata la prima e l'ultima volta in Italia dove c'è stato questo miracolo della convergenza, dove 556 rappresentanti di tutti i partiti italiani si riuniscono, la prima e l'ultima volta, e scrivono quella meraviglia che è la Costituzione italiana. Probabilmente qualcosa c'era rimasto di questo spirito transnazionale e cosmopolita. C'è rimasto, e appunto c'è questo bravissimo giurista che negli ultimi anni ha iniziato a studiare la resistenza, che si chiama Giuseppe Filippetta, che ha fatto prima un libro, diciamo, sulla resistenza, e ora recentemente ha fatto un libro in cui parla, partendo dai lavori dell'Assemblea Costituente, per guardare un po' quelle che sono le eredità lunghe della resistenza. E quindi sì, sono d'accordo. Io non ho tanto da dire su questo, però vi consiglio di leggere i libri di Giuseppe Filippetta.
Ma no, mi è venuto in mente come insegnante di diritto, No, quando così, insegno così. il miracolo della convergenza di tutti questi movimenti. Filippetta si chiama l'estate che imparammo a sparare. Secondo me il miglior testo che avevo scritto negli ultimi 10 anni sulla storia della resistenza. Ora non so se questo di Filippo e di Sant'Epedi sarà più bello, mi auguro bello, però non l'ho visto, quindi non lo so, però il più bel libro scritto sulla resistenza italiana negli ultimi 10 anni non l'ha scritto uno storico, ma l'ha scritto un giurista. Ah, ok. Torniamo alla nostra narrazione. Come personaggio eroico, il nostro Barontini prende il nome in Italia, assume il nome di battaglia Dario e inizia a fare l'istruttore itinerante. E tu citi, e a me è incuriosito, come importante per la resistenza italiana la battaglia del novembre del 1944 a Bologna. Perché fu importante? Fu importante per la conquista, per l'uso delle tecniche di guerriglia. Sì, appunto, tornando a Barontini è uno di quelli a cui il suo partito, il Partito Comunista Italiano, dice nell'estate del 43, dopo il 25 luglio, perché dopo il 25 luglio poi ci sarà l'8 settembre, poi dopo il 25 luglio ci sarebbe molto in Italia, potrebbe succedere, si potrebbero sviluppare dei movimenti di resistenza simili a quelli che c'erano stati fino a quel momento, principalmente in Belgio, Francia e Jugoslavia. Quelli sono i 3 paesi in cui fino a quel momento erano più forti movimenti di resistenza armata. Il Barontini è uno di quelli a cui il partito, il suo partito, in questo caso quello comunista, chiede di rientrare. E Ilio Barontini è fondamentale, appunto, come ha dimostrato Sant'Epedi nel suo libro sui GAP, per la nascita dei GAP. Cosa sono i GAP? I gruppi di azione patriottica sono i gruppi che si occupano di portare avanti la guerriglia nelle città. Il sabotaggio, avevi detto. Sabotaggio e guerriglia, sì. Attentati. Il GAP romano, ad esempio, fa la strage di Via Rasella per i GAP fiorentini uccidono Gentile, il filosofo. E Barontini inizia, appena arrivato in Italia, a fare una sorta di grand tour delle città. Prima va a Torino, poi va a Milano, passa da Firenze, passa da Bologna, e dove va fa quello che aveva fatto in Francia negli anni precedenti, diciamo a destra giovani alla guerra di guerriglia, alla guerra regolare, alla guerriglia urbana. Insegna come costruirsi le armi da soli, insegna come confezionare queste bombe. Diciamo il segno distintivo di Barontini è queste bombe che lui organizza, insegna a costruire nella stessa maniera dall'Etiopia alla Francia all'Italia. Poi però diciamo diventa una figura talmente importante, lui viene sostanzialmente messo al comando di questo, diciamo del comando unico della resistenza in Emilia Romagna. Quando ci sarà l'insurrezione finale del 25 aprile, lui è il comandante ufficiale del cosa dice questo comitato, c'è questo momento ufficiale, una roba del genere, comitato unico della Bacia. Però è interessante che sotto il suo comando a Bologna, nel novembre 1944, c'è la prima e unica vera battaglia urbana di cui diciamo, è il protagonista della resistenza italiana. Che la resistenza italiana era o attività, diciamo, fuori dai centri abitati, nelle nostre zone, sì, nelle campagne, nelle periferie, o in città ci pensavano i GAP, quindi si facevano queste azioni di guerriglia urbana, di terrorismo. I numeri quanti potranno essere stati di resistenti, magari non lo sanno.
cosa? Nella resistenza dei partigiani, nella battaglia di Bologna. A Portalame è una battaglia in cui sono impiegati circa, se non ricordo male, 150-300 partigiani che riescono a tenere testa a 700 fascisti per un giorno e mezzo. Perché c'è la battaglia di Portalame? Perché a un certo punto nel novembre del 44 si credeva che ci sarebbe stata un'insurrezione generale, quella che poi ci sarà nel 25 aprile del 45. Quindi ci sono dalla periferia di Bologna alcune bande partigiane che convergono verso il centro della città. Non se ne fa nulla, però avevano già occupato e si erano infiltrati in alcune zone della città, in questa zona appunto di Portalame, e però si rendono protagonisti di una battaglia sostanzialmente vittoriosa, perché loro poi si sganciano, cioè riescono a uscire, però escono sostanzialmente indenni, diciamo, e costringendo alle forze nemiche, quindi i nazifascisti, a grandissime perdite. Quella, diciamo, è l'unica grossa battaglia che la resistenza italiana fa dentro un centro urbano, dentro una grande città, una battaglia che vince, e diciamo, non mi sembra casuale che, diciamo, il comandante e colui che ha organizzato questo scontro Sì, un reduce di Spagna. Allora, io non so se tu hai altri slide. Ok, perché io ti dico cosa. Ho due domande che vorrei farti, una dietro l'altra, per lasciare poi spazio. Vuoi far vedere le slide? Giusto per chiudere, no? Ok, anche le mie sono domande conclusive, sì, ma però di attualità. Sì, questa è appunto non attualità, però per farvi capire poi quanto è centrale e importante questa dimensione transnazionale delle resistenze europee. Quindi torniamo fuori dall'Italia. Faccio vedere due foto che trovo molto interessanti. Queste sono due foto che sono scattate a distanza di pochi mesi. La prima è dell'agosto del 1944 nel Porto Vecchio di Marsiglia. Stanno sfilando le unità che hanno contribuito alla liberazione della città. In particolar modo sta sfilando un'unità della resistenza francese, il FTP Marat, quindi intitolata Marat, un simbolo, no, della rivoluzione francese, che ha avuto un ruolo determinante nella liberazione della città. Questa foto è del novembre del 1944 e viene scattata durante la sfilata per la liberazione di Tirana in Albania. E anche qui c'è un'unità centrale per la resistenza, per, diciamo, la liberazione della città. L'Albania, la Grecia, la Jugoslavia sono tutte aree che sono liberate da sole, senza né l'arrivo, diciamo, dell'Armata Rossa né uno sbarco, diciamo, e una presenza di truppe alleate. C'erano i servizi segreti alleati dell'Unione. Partiamo da qui. Allora, questi sono, diciamo, il comandante in capo e i suoi, diciamo, sottoposti del battaglione Marat che ha appena liberato Marsiglia. Il comandante in capo è Mikhail Florescu, rumeno. Tra i suoi sottoposti, quello con il berrettino là dietro è Venideli, che è un comunista albanese. Quello di là è un italiano e questo qui è un ungherese, se non sbaglio. Reduci di Spagna. Sono loro che hanno organizzato il FTP Marat, il battaglione Marat, che gli dà un contributo sostanziale alla liberazione di Marsiglia. E stanno sfilando con in mano c'è il tricolore francese. Qui, qualche mese dopo, Tirana. Quelli che vedete qua dietro le due bandiere, ci sono due bandiere incrociate. Una è la bandiera albanese
l'aquila bicefala sul campo rosso. Quest'altra, che bandiera è? Italiano. Chi sono dietro queste due bandiere? Ci sono i membri del battaglione Gramsci. Il battaglione Gramsci è un battaglione costituito da sbandati dell'esercito italiano che dopo l'8 settembre del 1943 aderisce alla resistenza albanese e dà un ruolo centrale per la liberazione di Tirana. Però dov'è qui il nesso con la Spagna? Perché quelli sono i soldati italiani che stavano nei Balcani perché poi aderiscono alla resistenza, come fanno anche molti in Jugoslavia. Il nesso con la Spagna ce lo dà questo signore qua, accosciato qua davanti. Questo signore si chiama Mehmet Shehu, sarà, diciamo, il secondo di Enver Hoxha durante gli anni della dittatura, il braccio destro di Enver Hoxha durante gli anni della dittatura comunista. Mehmet Shehu è colui che si è presentato nell'ottobre del 1943 a questi soldati sbandati e li ha convinti ad aderire alla resistenza italiana. Come ha fatto a convincerli ad aderire alla resistenza italiana? Gli ha raccontato la sua vita in un italiano perfetto e impeccabile, perché lui nel 1936 era andato in Spagna e gli albanesi in Spagna, che erano una ventina, per cui c'era anche Marinelli, quello l'altro cappellino, siccome non vogliono stare con gli jugoslavi, chiedono di stare con gli italiani e quindi combattono il battaglione Garibaldi, vanno nei campi francesi e stanno con gli italiani. Quindi nel 1943, quando Mehmet Shehu incontra questi ragazzotti italiani, gli parlano di italiano impeccabile. E di cosa gli parla? Gli parla di Garibaldi, gli parla del Garibaldi però antifascista. E loro capiscono che esiste un'altra versione di Garibaldi, una versione internazionalista e antifascista, e anche per questo decidono di aderire alla resistenza albanese. Due piccoli esempi per farlo vedere. Allora, così magari lascio spazio un momento alle domande. Io te le faccio tutte e due. In realtà l'altra che abbiamo deciso prima la lascio aperta. In conclusione, mi sono emozionata quando vedo questo spirito transnazionale e cosmopolita, perché fa molto chic dire ma io mi sento europea, cittadina d'Europa, però è un sentimento che si sentiva, scusate la ripetizione. Secondo te, senti che domanda, l'altro giorno quando te l'ho fatta mi hai detto per cadere nella depressione. È possibile recuperare oggi, almeno nell'Europa politica, questa unione di intenti, questo sentimento comune cosmopolita di antifascismo? Te le faccio tutte. La Spagna socialista di Sanchez, visto che abbiamo parlato di Spagna, potrebbe insegnare qualcosa all'Italia oggi? E poi, che però lasceremo, parliamo di Ventotene. Oggi tutti hanno sentito parlare del manifesto di Ventotene, tra l'altro completamente estrapolato dal contesto storico, perché bisogna contestualizzare le cose. E Ventotene, come avete capito, è stato il ritrovo di tutti questi reduci di Spagna che si ritrovano lì e decidono di scrivere questo manifesto che semplicemente getta le basi di quello che è stato poi il sentimento europeista che ha portato all'Erasmus. Che cosa ci accomunava? La volontà transnazionale di lottare contro tutti i fascismi e tutti i nazionalismi, che dovrebbe essere recuperata attualmente. Hai detto, ma perché tu parlavi di politica? Che secondo me dovrebbe essere recuperata oggigiorno, perché dobbiamo farlo. Quindi, puoi rispondere a queste domande del manifesto di Ventotene? Abbiamo capito come si lega all'argomento di oggi, perché c'erano i reduci di Spagna. C'è una possibilità di recuperarlo, questo sentimento transnazionale? Naturalmente, appunto, qui poi lasciamo da parte lo storico e possiamo
non registravo. Lasciamo uno spazio poi a loro. Sì, no, però in generale... Non ti preoccupare. Che? Registriamo. No, allora, a me partiamo da Ventotene, che è quello che mi ha colpito abbastanza oggi, come ha colpito diciamo, molti colleghi e non solo, perché dobbiamo pensare anche a quella dell'origine. Scusami, non sapete tutti perché oggi si è parlando del manifesto di Ventotene? Diciamo, Sì, eletto delle parti, diciamo, scegliendo completamente decontestualizzate, decontestualizzate. scientemente cosa parlarne e dicendo che l'idea di Europa non è la sua idea di Europa. Ok, bene. Aiuto. Il problema è che quel manifesto è diciamo quello che porta alla consapevolezza della necessità di un processo di integrazione continentale che viene offerta e diciamo redatta non a caso in una di queste località di confino nel 1941 è figlio ed è reazione tanto dei nazionalismi ma soprattutto del fatto che Spinelli, Colonna e Rossi avevano visto con i loro occhi e stavano vedendo che qualcuno aveva unito usando la forza e la violenza il continente europeo. Quindi c'è speranza. Non c'è speranza, cioè a me mi è venuta un po' un sudorino freddo perché appunto se quell'idea di Europa non va bene, allora qual è l'Europa di L'Europa che va bene, questo è la cosa più brutta secondo me che è successa questa cosa, proprio che lei ha detto che era tondo, che lei vuole questa idea dell'Europa, vuole l'altra idea dell'Europa, quella che nel 1941 aveva messo che era stata unita con i carri armati. Quell'Europa che ha messo a Ventotene, quella che ma certo, l'ha detta che era tondo. Non è forse bisognerebbe dirlo. Non è proprio così. No, non è proprio così. No, sì. Allora, io appunto storicamente quel manifesto nasce chiaramente in opposizione a quell'Europa che vedono quelle, non solo quelle. Cioè loro si rendono conto che l'Europa in Europa durante la seconda guerra mondiale saltano gli stati-nazioni perché il Reich hitleriano decide di far saltare gli stati-nazioni occupando una buona parte del continente o imponendo dei regimi collaborazionisti laddove non si occupa direttamente. La Francia è l'esempio più classico, il centro e il nord-est del paese lo occupiamo direttamente, il sud lo lasciamo, diamo una piccola spicchio all'Italia e poi facciamo un bel regime collaborazionista. Diciamo, questo è sicuramente uno degli elementi che muove Spinelli, Rossi e Colorni a elaborare un'idea di unità alternativa rispetto a quella che stanno vedendo in quel contesto. Ora, io non penso che Meloni abbia un'idea, diciamo, l'idea di unità europea che aveva il Reich hitleriano. Ecco. Però penso sia stata anche consigliata molto male nell'uscita che ha fatto oggi e non so quanto malizia ci sia dietro e sia solo un... Era quello che mi chiedevo io, l'ha fatto per sbaglio, è uno scivolone? No, la foto apportamente è sempre finire il discorso. Però no, forse io sarei, diciamo quell'internazionalismo antifascista, no? Cioè non è... Però col manifesto dire io non vedo l'Europa del manifesto di Ventotene, è chiaro, loro quando lo scrissero erano la posizione opposta ai fascismi, non ci sono altre spiegazioni
quindi probabilmente o si è espressa male o voleva dire così. Credo che voglia intervenire. Sì, infatti. Aspetta, io ho il microfono. Sì, anche ho visto. Tu tienilo per rispondere. vabbè. Faccio io la scelta. Come si sente? No, vabbè, adesso sì, si entrerebbe in un discorso storico e anche politico che mi interessa. Chiaramente io farei un esame di storia a tutti i parlamentari per capire se la famosa tragico problema che si studia storia a scuola fino alla prima guerra mondiale e dopo c'è il buio, ecco, poi uno dovrebbe avere una cultura personale. Comunque è vero. Sperabilmente un parlamentare dovrebbe saperne qualcosa, che secondo me è stata una gaffe terribile, qualcuno forse glielo spiegherà e non credo che si arrivi addirittura, come diceva, che ipotizzasse che la soluzione è il nazismo o il fascismo. Non credo che si arrivi a questi livelli. Però io volevo fare un'altra domanda, di entrare nel tema e poi lasciare lo sfogo politico agli amici. Ci sono stati degli strascichi, immagino, tra la resistenza transnazionale a seguito dei fatti accaduti tra il 36 e il 39 tra comunisti, anarchici e dintorni, perché lì ci si ammazzava anche al nostro interno. Quindi che ricadute hanno avuto questi fatti, diciamo pure terribili, poi nel continuum della resistenza europea, se ci sono state? Allora, non so se rispondo o ragioniamo la domanda. Va, se no rispondo brevemente. No, ma tanto mi sentite, no? Nel senso, no, mi sentite, quindi non serve. No, allora, ci sono sicuramente degli strascichi. In particolar modo ci sono degli strascichi all'interno del movimento anarchico. Perché appunto in Spagna nel maggio del 37 sostanzialmente si arriva a una guerra civile dentro la guerra civile in cui c'è questa contrapposizione all'interno del campo antifascista, che vede sostanzialmente gli anarchici e poi diciamo in misura cioè importante, ma che diciamo che non ha un riflesso sulla resistenza europea, cioè i trotskisti, diciamo scontrarsi militarmente con alcuni diciamo ambienti vicino allo stalinismo che si erano infiltrati in Spagna. E poi lì c'è anche tutta un'altra questione che c'è anche una presenza importante dei nazionalisti catalani nel maggio del 37, però non ci interessa. Erano forti gli anarchici spagnoli, anche numericamente. No, ma non solo erano forti gli anarchici spagnoli, erano forti gli anarchici italiani. Se voi guardate la cartina politica dell'Italia, io a volte quando appunto mi occupo di storia dell'anarchismo, no? A volte dico, qual è l'unica famiglia politica veramente vittima del fascismo? Che prima c'era e poi non c'è più, cioè che rimane un movimento di testimonianza residuo e piccolo. Gli anarchici, la Spagna e l'Italia erano stati due grandi paesi in cui l'internazionalismo ottocentesco aveva preso chiaramente la via dell'anarchismo. Ma gli anarchici erano stati forti fino a ridosso dello scoppio della prima guerra mondiale. Sono forti anche paradossalmente durante il biennio rosso. Gli arditi del popolo sono in gran parte vengono diciamo da quel mondo qui. Ecco, questo non ci sarà più nell'Italia del dopoguerra. In parte non ci sarà più perché una generazione di militanti libertari rimane profondamente scioccata da quello che ha vissuto in Spagna. Ci si rende conto che il problema, diciamo, non è il comunismo in generale, il problema è Stalin e lo stalinismo, però ci sono anche molti comunisti italiani che sono fieramente stalinisti. Quindi ci sono tra i reduci di Spagna, se guardiamo agli anarchici, per parlare un po' appunto del collettivo che abbiamo guardato noi, se guardiamo agli anarchici sono molti pochi coloro che partecipano alla resistenza. Se guardiamo i socialisti, i repubblicani, i comunisti, i gellisti che sono stati in Spagna, loro in
diciamo massicciamente, tranne quelli più anziani che per diciamo limiti di età non possono partecipare. Gli anarchici molto poco. Però poi ci sono anche delle eccezioni. Diciamo, il comandante unico del CLN di Piacenza è un anarchico. Nonostante il Partito Comunista a Piacenza storcesse il naso, però è Canzi, Emilio Canzi, che era stato tra i primi ad andare in Spagna. Quindi ci sono alcune eccezioni, ci sono sicuramente dei nodi irrisolti che sopravvivono. C'è anche Anche in Francia sparisce l'anarchismo. anche in Francia, però in Francia non era stato forte come in Italia. Sì, però nella resistenza. Come funziona? Io verde. Adesso è già È già acceso. Anche il suo. La mia domanda è questa. Lei ha detto, a quello che ho capito, insomma, che ad un certo punto nel 1938 le brigate escono dalla Spagna, giusto? Ecco, allora il problema che vedo io è questo. Se ci fosse stato un aiuto alla resistenza spagnola, anche da parte dei paesi così democratici, cioè l'Inghilterra, la Francia, che non davano nessun aiuto lei ha detto che gli unici aiuti che vedono dal punto di vista militare a parte le brigate di volontari vennero dall'URSS, che però a un certo punto ritira dei pochi interni, no? Ecco, tutto questo perché poi la guerra di Spagna la resistenza spagnola è stata sconfitta. Allora, questa mancanza di sostegno da parte dei paesi avanzati alla resistenza, assieme poi agli accordi che hanno cercato di fare con Hitler, hanno favorito in realtà poi lo scoppio della seconda guerra mondiale. Ecco, la domanda allora che le faccio è questa, tanto è vero che lei diceva anche prima, Mussolini e Hitler vedono nella Spagna una situazione in cui mettendosi d'accordo il Mediterraneo resta praticamente non creano problemi nella loro sfera di influenza. Vengo alla domanda allora. Lei vede, è vero che la storia non si ripete mai uguale, no? Nella situazione attuale che stiamo vivendo, con una guerra alle porte dell'Europa che dura da 3 anni, la prima grande guerra, diciamo, di annessione dopo la seconda guerra mondiale, oltre alle guerre locali in Medio Oriente, in Africa, vede per caso, ripeto, la storia non si ripete mai uguale, vede qualche aspetto simile rispetto a quel momento lì in cui dopo con la guerra di Spagna la sconfitta e l'atteggiamento negativo di conciliazione col nemico, cioè col nazismo, ha poi favorito lo scoppio della seconda guerra mondiale. Vede una corrispondenza in un certo modo con la situazione attuale in cui c'è un'altrettanta condiscendenza di diverse forze politiche verso la Federazione Russa. Grazie. Che poi è l'aspetto contrapposto alla mia domanda. Vedi speranza che ci possa ricreare uno spirito transnazionale? Perché? Allora, sì, diciamo è una domanda molto complicata perché appunto la storia non tende a ripetersi. Allora, non lo so. Devo dire non so. Che abbiamo messo in crisi? Perché non lo so. Però vabbè, appunto rispetto all'invasione russa dell'Ucraina, diciamo, sono stati anni complicati. Mi sono stato anche contestato all'università perché appunto dicevo che diciamo, noi tendiamo sempre a leggere la storia diciamo, attraverso categorie diciamo,
in generale mai medesimandoci, no? In coloro poi che sono, che vivono la storia, no? Quindi quando io provavo a dire ai miei studenti che quella ucraina era una resistenza, diciamo, ho subito resistenza da parte dei miei studenti. Spero che non sia un scenario simile a quello del 1938, quello a cui stiamo andando incontro. Secondo me c'è un elemento generale che, diciamo, distingue i due scenari, che diciamo, salvo grandi infortuni, diciamo, nei prossimi anni, però diciamo diciamo, i sistemi democratici in Europa sembrano reggere meglio rispetto a quella che era la condizione delle democrazie. Non sei convinto di questa risposta? No, Non sei non sono convinto? stato vincente. Non sei convinto, purtroppo. Perché diciamo vabbè, allora, Buono dubbio. Sorge il dubbio. sorge Da oggi poi? Per spiegarmi, no? Se avessero aiutato la Francia e l'Inghilterra la resistenza alla guerra spagnola, non ci sarebbe stato questo allontanava la prospettiva della seconda guerra mondiale. Lì si è sentito. no, sono per molti anni ci sarebbe stato lo stesso. Spiego. No, perché allora c'è un dato, diciamo, i fascismi sono guerre, cioè i fascismi portano alla guerra. Quindi sarebbe potuto salvare la Spagna, sì. Questa è la democrazia in Spagna, sì. Però lì c'è una grossa responsabilità del governo inglese. Il governo inglese che decide di firmare di creare, di istituire questo patto di non intervento abbastanza farlocco, tutti aderiscono, ma poi dopo diciamo che nessuno completamente diciamo ha soprattutto i fascisti. Però sì, non so. Paradossalmente la Spagna è stata in una dittatura fino al 1975, con la Costituzione del 78, cioè 30 anni dopo la nostra. Attualmente io vedo la loro democrazia molto più robusta e sana della nostra. Questo non si. Se alle prossime elezioni Vox prende il 40%. Parlo attualmente adesso. Speriamo di no. Che esce un po' da questa voglio fare. Giustamente lei ha detto che in Francia e anche in Italia, chiaramente quando i movimenti partigiani hanno detto si è voluto creare questa patina nazionale di azione partigiana in Italia, tralasciando la parte internazionale. Trovo corretto. Hanno anche vinto. E invece volevo chiederle, appunto da storico, perché non si è mai parlato del coinvolgimento, si è parlato molto poco, cioè io non lo sapevo, del coinvolgimento del fascismo, del nazismo nelle guerre fuori dalle nazioni, cioè del coinvolgimento di Spagna, del coinvolgimento, della guerra, ma non del finanziamento del fascismo, del nazismo, per esempio a Francia, piuttosto che in Albania o in altre regioni. Non so se sono stato chiaro. No, sì, è stato chiaro, grazie. No, allora qui ad esempio c'è un problema della storiografia italiana. Sì. C'è un problema E dalla Spagna come neutrale nella seconda guerra mondiale. No, che diciamo il problema della storiografia italiana, diciamo, ad esempio, queste nuove scoperte del fatto che Mussolini sosteneva sostanzialmente i golpisti in Spagna dal 1932 o da quando nasce la seconda repubblica nel 1921, sono tutte acquisizioni che sono state fatte da colleghi spagnoli che sostanzialmente la storiografia italiana è completamente ignorata.
perché diciamo c'è una lettura, però questa è una questione storica interno alla comunità degli storici. Gli storici italiani sono molto concentrati a studiare il fascismo militare, moltissimo a studiare il fascismo militare. Varie stagioni di studio sul fascismo locale, quindi sappiamo ancora paradossalmente molto poco, o comunque c'è una storiografia internazionale che ha studiato molto la dimensione internazionale del fascismo legata ai campi di concentramento in Croazia. Campi di concentramento in Croazia. Se ne parla quasi ma mai. anche diciamo la guerra in Etiopia e diciamo tutta la questione dell'utilizzo dei gas, cioè quando è stato tirato fuori da un collega italiano, ora non c'è più, Angelo Del Boca, diciamo il grande studioso diciamo del colonialismo italiano, cioè è stato denunciato da come se no il giornalista Montanelli, perché aveva osato dire che si erano usati i gas durante la guerra d'Etiopia. Poi Montanelli, di fronte alle prove, è stato costretto a rettificare la sua posizione. Rispetto alla guerra di Spagna, questo è un grande diciamo vuoto. Cioè, rispetto ad esempio, io appunto ho fatto parte, cioè ho firmato una decina d'anni fa un appello affinché il governo italiano prendesse atto, diciamo, della guerra aerea, chiedesse scusa al governo spagnolo per quello che aveva fatto con l'aviazione regionale del 36-39, come aveva fatto il governo tedesco. Cioè il governo tedesco ha chiesto scusa per Berlino. E la Germania ha avuto il suo tribunale di Norimberga, gli italiani non abbiamo avuto niente di tutto questo. Se vogliamo, scusate il discorso. C'è stata i partigiani italiani sono finiti in carcere se loro hanno commesso situazioni di fascisti. C'è stata l'amnistia. Sì, diciamo l'amnistia Togliatti ha creato. Però come storiografi italiani io non ho letto molte cose su 30.000 italiani che si sono uniti agli jugoslavi, ex militari italiani, nella partigianeria contro i nazifascisti. Sì, la divisione tribale. Ma erano 30.000? Sì, lo so. Non sono buscolini, però non è che si sappia molto in Italia che 30.000 italiani hanno lottato con i jugoslavi, perché è scomodo dirlo. No, sì, c'è anche questo elemento. Sì. Posso rispondere? Hai detto benissimo prima una frase che io ho percepito, no? I due paesi che erano a quel tempo sottosviluppati dopo la guerra mondiale erano Spagna e Italia. Infatti chi è che ha combattuto la guerra mondiale? L'80% erano contadini di coscienza analfabeti, no? Che andavano a morire per la patria conosciuta. Ma quello che era preoccupante è che questo sottosviluppo di Spagna, io ho letto molti libri sulla guerra spagnola, anche ultimamente, la prima causa della sconfitta della guerra spagnola è stata la mancata coordinamento delle sinistre, cioè era un casino tremendo. Il PSOE, il POM, il CEDA, cioè erano veramente non controllati, addirittura adesso benissimo prima di Guadalajara ci fu un combattimento dove le artiglierie dei volontari italiani spararono contro quelli dei volontari spagnoli, cioè si ammazzarono fra di loro, primo. Secondo, perché non interviene la Francia e l'Inghilterra? Io ho letto che Blum dice no, pur avendo al confine Germania fascista, l'Italia fascista, preferiva, tra virgolette, una Spagna meno fascista, però non così estremista, perché il tuo del tempo non mi ha fatto le cose, che massacravano i cattolici, no? Cioè 8.000 preti, 14 vescovi furono trucidati, quindi la preoccupazione era sì, tutto sommato sì, è un fascismo, ma non è il fascismo così cattivo, no? Rappresentavano un fascismo quasi buono, quasi buono, e non intervennero, così poi in Italia. Lei sa benissimo che per gli irlandesi, attraverso la bocca del loro primate, intervennero e fecero fotografare, no? I massacri degli anarchici, no? Questo è preoccupante, ma più preoccupante, poi mi sento in calcio, è quello che è successo oggi.
Quello che so oggi è veramente un punto estremo, è dunque la punta dell'iceberg. Non è una gaffa, non è mai consigliata. È volutamente ha detto che questa Europa per lei non va bene. Lei preferisce l'Europa dei nazionalisti, cioè l'Europa di Orban. Questa è la realtà. Non possiamo nasconderci, non è una gaffa. Noi stiamo percorrendo a ritroso un periodo che lei sta spiegando molto bene, che è a cavallo fra i 36 e i 44. Questa è la realtà. I cicli storici sì, che esistono. Quando è questa è dice, ma cosa c'è sempre la storia? C'è sempre qualcosa? Se devi darci una risposta. Sicuramente con la risposta del 30%. Diceva Alves, è vero che il 30% è analfabeta funzionale, ma c'è un 30% che vota a destra, ma non è una destra moderata, non è la destra, è una ultradestra, è un'estrema destra. La destra non è quella che diceva i francesi che avevano così scaldestante. Questa è una destra pericolosa, fatta da una premier che fa queste un po' di battute volute, da un deficiente, perché tra virgolette non Salvini, che poi viene considerato quello che è considerato, ma soprattutto anche da un Tajani, che conta come due discorsi. Però è l'erede che nasconde. Cioè noi stiamo percorrendo questo che è calcando il passato. E io sono preoccupato, non per me perché ormai non c'è l'età, ma per i miei figli e i miei nipoti. Anche io sono preoccupata. Lei non Io pensa? sono preoccupato per i miei figli. Anche io sono preoccupata. Anche io, ma Allora, rispetto a questo, vi consiglio, se non l'avete fatto, la lettura sul testo è molto interessante, perché recentemente il Ministero dell'Educazione ha rilasciato le nuove linee guida per l'insegnamento nella scuola primaria e nella primaria e nella secondaria. Parli della lettura della Bibbia e della... Sì, no, soprattutto le linee guida rispetto a cosa si dovrebbe insegnare nella storia. Solo il nazionalismo. Sì, diciamo, il problema è che si dovrebbe tornare, si vorrebbe che si tornasse all'insegnamento di una storia basata attorno al mito della nazione. C'è questo incipit abbastanza allucinante di questo testo che solo l'Occidente conosce la storia, dicendo in questo criterio che tutto il resto diciamo, sono popoli che vivono, e culture che avrebbero vissuto e continuerebbero a vivere fuori dalla storia. E però è un testo molto illuminante se lo si legge, diciamo, pensando a quella che è l'idea di società che il governo attuale ha in mente, e dal punto di vista appunto della storia, e della storia che si deve insegnare a scuola e quindi su cui si deve formare, si dovrebbe formare nuove generazioni, è una storia che è tutta legata attorno al mito della nazione e alla superiorità, diciamo, della cultura e delle società occidentali ed europee sulle altre. Questo è molto preoccupante perché, diciamo, segna un po' la strada rispetto e, diciamo, va nella direzione, perché noi queste cose le abbiamo già viste. Queste pratiche noi le abbiamo già viste una decina di anni fa in Ungheria, quando Orban all'inizio, diciamo, della sua presidenza ha subito messo mano ai programmi di storia. Lo abbiamo visto in Polonia, lo abbiamo visto anche in Russia. L'abolizione di alcuni diritti fondamentali. Sì, però diciamo, poi si va anche, diciamo, a mettere in discussione i diritti, però il tema di che storia si insegna nelle aule è veramente essenziale, perché, diciamo, gli storici hanno avuto una grossissima responsabilità
rispetto ad esempio anche a quello che è successo nel Novecento, rispetto a iniziamo alla prima guerra mondiale. Pensate alla prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale, noi abbiamo in alcuni contesti, fate il caso italiano che è eclatante, no? Cioè, scoppia la prima guerra mondiale, e si sa che tipo di guerra devastante è. Nonostante questo c'è una parte della popolazione italiana che si schiera per l'intervento e che va in piazza a chiedere l'intervento, sapendo che l'intervento porterà alla guerra di trincea e a quel tipo di morte. Però se noi si guarda anche, diciamo, i dati di altri eserciti europei durante il primo anno e mezzo della prima guerra mondiale, moltissimi, sì. Stavo guardando, noi alle 11 dovevamo la chiudere. Sì. No, Sì. è venuto. No, moltissimi, perché diciamo la stragrande maggioranza degli eserciti europei, in particolar modo quelli inglesi, riesce ad arrivare praticamente all'inizio del terzo anno di guerra basandosi soltanto sui volontari, gente che servono volontariamente. A un certo punto bisogna introdurre la coscrizione perché non ci si fa più. Ora, il fatto che le generazioni di giovani inglesi decidessero convintamente, volontariamente di andare a combattere per la nazione è anche il frutto del modo in cui si sono insegnate all'interno delle scuole certe cose, in particolar modo la storia. Che quando è che si introducono le cattedre di storia e l'insegnamento della storia nelle scuole europee, il modo, diciamo, della storia moderna, cioè il modo in cui la intendiamo noi la storia, quando nascono gli Stati-nazione dell'Ottocento. Fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani li facciamo anche creando una narrazione che è tutta legata e che è tutta connessa alla dimensione dello Stato-nazione. Il concetto di patria, di patriota. Esatto, diciamo che... Allora, la storiografia negli ultimi decenni ormai ha completamente superato questa impostazione. Il fatto che ora arrivi un ministro che dica che a scuola si deve tornare a quei tipi di narrazione, questo a me Devastante. abbastanza. Pensate per voi insegnanti. Posso fare una riflessione? Secondo me c'è anche una cosa ancora più inquietante, a volte come dite voi, insomma, dicerai che si sta tornando su un tipo di storiografia abbastanza discutibile. Il discorso è che se noi pensiamo che siamo riusciti volutamente un certo tipo di esponenti internazionali a dimenticare e distorcere completamente una cosa che è avvenuta 3 anni fa, l'abbiamo distorta completamente e si sta ripetendo a macchinetta certe cose che tutti noi dovremmo ricordare perché le abbiamo vissute e c'è una parte del mondo che si è convinta che queste cose siano vere nonostante appunto siano accadute 3 anni fa. Cioè non ci stupiamo che quello che è accaduto 2 generazioni fa venga completamente distorto. Come dicerai giustamente, forse ci sono delle evidenze che non conosco continuamente nell'istruzione, però alla fine ci sono libri e libri di storia e di esempi studiosi, insomma, che hanno documentato in un certo modo quello che è successo. Il problema è che forse adesso noi ci documentiamo più sull'ultima sparata che esce su X o su Facebook o chissà dove, che non su questi libri di scuola, prima ancora che vedere l'istruzione, secondo me. Io ci provo a scuola ad insegnare ai ragazzi a come cercare di evitare le fake news, come si deve leggere, cercare di documentarsi. Noi ci proviamo a scuola a insegnare. Si fa una critica. No, però d'altra parte anche la stampa, per esempio in Italia, una versione offre.
Giusto? Scusa. Grazie. Della stampa.